Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo oggi qui perché assieme agli amici del Consiglio Direttivo di Anguana e ad un ambasciatore di Dynamo Camp, che ringrazio, per presentare l'edizione 2026 di Anguana Charity Music Festival. Un evento patrocinato anche dalla Regione del Veneto. Dal 9 al 12 luglio 2026 il Parco della Vittoria di Mussolente, al confine tra le province di Vicenza e di Treviso, tornerà a trasformarsi in uno dei principali punti di aggregazione estivi del territorio, ospitando 4 giornate dedicate alla musica, all'intrattenimento, alla promozione del volontariato e alla solidarietà, con oltre 7.500 metri quadrati di festival. L'edizione 2026 si svilupperà infatti all'interno di un'area di oltre 7.500 metri quadrati, completamente dedicata all'accoglienza del pubblico, attività per le famiglie, associazioni del territorio e momenti di sensibilizzazione sociale. Come avrà a breve modo di illustrare il presidente dell'associazione Anguana Charity Music Festival, Filippo Tasca, il festival è nato dalla volontà di creare un evento capace di lasciare un impatto positivo sul territorio, valorizzando al tempo stesso la solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità. Anche quest'anno il festival sosterrà Dynamo Camp, rappresentato qui oggi dall'ambasciatore Alberto Marchesin, realtà che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Sono profondamente convinta che eventi come questo siano davvero un esempio di come il Veneto e i veneti sappiano coniugare la cultura, la musica e l'arte in generale con la sensibilità verso tematiche sanitarie e sociosanitarie, dando un concreto supporto al volontariato. Faccio i complimenti a tutti gli organizzatori, ai volontari e a tutti i partecipanti per questa bellissima iniziativa e auguro a tutti un buon divertimento. Sono molto contenta che siate qua perché io ho avuto l'occasione di conoscervi anche l'anno scorso quando ho partecipato alla conferenza stampa a Mussolente e saluto e do il benvenuto anche al sindaco di Mussolente Elena Bontorin. In rappresentanza dell'azienda sanitaria Ussette Pedemontana saluto anche la dottoressa Sabino Veronica, medico dirigente dell'azienda sanitaria, e quindi sono molto contenta perché Dynamo Camp è una realtà che ho conosciuto negli ultimi anni proprio grazie ad Alberto Marchesin e a tutti gli altri volontari di questa associazione, e penso che in Italia e anche nel nostro territorio e in tutto il mondo sta facendo qualcosa di buono davvero per delle famiglie, regalando momenti di sollievo, opportunità di comunità e anche di star bene, e questo penso sia una delle cose più belle che il mondo della musica, il mondo dell'intrattenimento, ma anche il mondo dell'imprenditoria locale che Alberto Marchesin rappresenta a nome di tutto il mondo imprenditoriale, dimostra di saper essere presente sul territorio ma restituendo anche alla comunità a 360 gradi, in questo caso a ragazzi e a famiglie che traggono da Dynamo Camp delle occasioni sicuramente molto belle. Quindi io invito il presidente Alberto Tasca, invito Alberto Marchesin a avvicinarsi a questa presentazione e vi do il benvenuto in Consiglio regionale e vi lascio anche il microfono. Grazie mille Sonia, grazie mille a tutti voi per essere qui oggi. Un ringraziamento a nome mio e a nome di tutto il gruppo, in particolare alla Regione del Veneto, per darci la possibilità di essere qui a spiegare, insomma, e a diffondere quello che è il nostro progetto, quindi veramente un grazie. E partiamo subito con la presentazione del festival, non voglio dilungarmi troppo. Anguana. Allora, prima di presentare il vostro festival, penso che l'introduzione più bella sarebbe lanciare il video di presentazione e lo guardiamo assieme e poi ti rilascio la parola. Perfetto. Grazie.
Ecco, come dicevo, partiamo con la presentazione del festival dopo questo breve video introduttivo. A noi come gruppo piace sempre partire un attimo a spiegare alle persone che magari non conoscono il progetto il perché del nome, perché Anguana Charity Music Festival. Diciamo che Anguana è una figura mitologica legata all'acqua, che si dice dimori presso ruscelli e fonti d'acqua, che sono tutti quanti ambienti caratteristici del territorio di Mussolente, e proprio per dimostrare la nostra diciamo, presenza nel territorio e le nostre radici, abbiamo deciso di richiamare questo nome, questa divinità, che si dice essere diciamo uno spirito benevolo, e riprendendo anche quello che è il termine di Mussolente, che deriva da un termine germanico, misquilen, ovvero terra paludosa, quindi proprio c'è tutto quanto uno studio dietro anche nel nome dell'evento. Diciamo che piccoli problemi tecnici. Può andare avanti in manuale magari? Grazie mille. Come diceva prima Sonia, il festival si terrà al Parco della Vittoria di Mussolente, in provincia di Vicenza, nelle date dal 9 al 12 luglio, e saranno di fatto 4 giorni di musica e divertimento, nei quali si alterneranno artisti di fama nazionale ed internazionale, e saranno circa 5 o più ore di DJ set al giorno in un'area di, come diceva prima Sonia, 7500 metri quadri, che di fatto per questi 4 giorni di evento si trasforma. Infatti il Parco di Mussolente è un luogo nel quale la comunità, i ragazzi e le famiglie passano del tempo durante tutto l'anno, e in questi 4 giorni noi come organizzatori di Anguana Charity Music Festival vogliamo introdurre anche tutto l'aspetto benefico e solidale. E saranno presenti quest'anno molte novità, tra cui i food truck, quindi speriamo che l'offerta che proponiamo sia apprezzata da tutti coloro che saranno presenti al festival, e sarà presente anche un'area bambini, un'area relax, nella quale al sabato e la domenica dalle 5 verranno fatte delle attività per i più piccoli. Sempre all'interno dell'area troverà posto un info point di Dynamo Camp, perché crediamo sia molto utile, specialmente per il territorio, conoscere anche la realtà di Dynamo Camp, lo scopo che c'è dietro, e che sia un modo anche magari per avvicinare qualche volontario, qualche ragazzo alla realtà proprio di Dynamo Camp. L'evento si svolge con il patrocinio della Regione del Veneto, che ringraziamo fin d'ora, diciamo, del Comune di Mussolente e dell'Ul7 Pedemontana. Il fatto per noi giovani di avere delle istituzioni così alle spalle che credono nel nostro progetto penso sia un qualcosa che ci permetta di fare qualche anno sempre di più, e che ci spinga anche, insomma, nei momenti di difficoltà ad andare avanti, ecco. Quindi questa è un po' la panoramica generale del festival. Adesso lascio la parola a Alberto Marchesin, che è l'ambasciatore per Dynamo Camp della Regione del Veneto, che introdurrà tutta la parte benefica del festival. Grazie al Presidente, voglio ringraziare innanzitutto Sonia, perché insomma l'amicizia nostra ci lega da molti anni, e ringrazio anche Marco, insomma, perché se siamo qua è grazie soprattutto a voi due, quindi ringrazio voi, ringrazio la Regione Veneto per aver patrocinato questo fantastico festival. La mission di Anguana Charity Music Festival è una delle mission più belle in assoluto. Qual è? Donare. E soprattutto in questo periodo diciamo sempre che i giovani non si mettono magari al centro del volontariato. Anguana è proprio l'esempio in primis, che i giovani hanno voglia di fare volontariato. E quindi cosa facciamo? Al netto di tutti i costi che abbiamo, doneremo l'intero ricavato in beneficenza. Dynamo Camp, di cui io rappresento, è un po' la main charity partner di tutto ciò. E adesso sulle slide vi faremo proprio capire cosa faremo. Quindi cosa abbiamo fatto negli ultimi anni? Lezione 2025 abbiamo donato 7.500 euro in beneficenza, 6.000 euro a Dynamo Camp e 1.500
alle associazioni locali, perché dobbiamo ricordarci che c'è Dinamo Camp, Sonia, ma ci sono anche tutte le altre associazioni locali del paese di Mussolente che ci supportano. Cosa fa Dinamo Camp? È una delle missioni più belle che insomma, ho appoggiato negli ultimi anni. Cos'è? È un posto dove si trova San Marcello Pistoiese, vicino a Pistoia, dove doniamo dei giorni di ferie. Hai detto benissimo te, Sonia. Doni di ferie. Questi ragazzi che hanno patologie gravi e o croniche vengono lì e devono fare una cosa, devono divertirsi. E lo fanno tutto gratuitamente. Quello che è la frase che mi accomuna e farò sempre fatica a parlare di Dinamo, perché l'unica cosa brutta di Dinamo è non riuscire a raccontarlo. Ho visto bambini che ho la zip line con la carrozzina fare a 12 metri, una zip line con la carrozzina. È una missione di vita che tutti quelli che ci stanno seguendo gli consiglio di andare a vedere su YouTube, su Facebook, su tutte le piattaforme social, di vedere cosa fa Dinamo Camp. E io voglio ringraziare anche il direttivo di Anguana, perché ha scelto per il 3º anno di fila Dinamo Camp come main charity partner, e io ringrazio di cuore perché questa insomma è la missione di vita che abbiamo, donare il sorriso a questi fantastici bimbi che purtroppo la vita magari gli ha dato magari un po' più di difficoltà, ma Dinamo è quel piccolo goccio di speranza che può portare un po' di felicità a tutto il mondo. Perché alla fine lascio il mio intervento con una frase di un bimbo: la vita è un brivido che vola via, e dobbiamo ricordarci tutti noi che la vita è un brivido, e se non ce lo ricordiamo noi che facciamo volontariato, insomma è un po' difficile. Quindi ringrazio di cuore Sonia, ringrazio di cuore Marco e Filippo e il direttivo di Anguana. Lascio la parola a Filippo. Veloci. Eccoci qua. Dicevamo appunto Anguana Charity Music Festival, il suono della felicità, proprio per tutto lo scopo che c'è dietro e che lo contraddistingue, diciamo, da altri eventi della zona o comunque del territorio. Passiamo ora al festival nel dettaglio. Prima è stata fatta una panoramica abbastanza veloce di quelle che sono le varie aree, le varie attività. Di fatto l'area di quest'anno, come dicevo prima, ci saranno importanti novità, ci sarà tutta la parte dei food truck. Abbiamo cercato di scegliere diciamo anche delle tipologie di prodotti che potessero accontentare le più persone possibili. Ci saranno sempre un'area beverage ben fornita, e ci sarà appunto al sabato e la domenica un'area per i bambini e per le famiglie, nelle quali verranno fatte attività, tra cui possiamo già dire la pet therapy, ci saranno i clown in corsia che verranno a fare attività per i più piccoli, quindi insomma sempre qualcosa che riguarda tutto quell'aspetto sociale che può aiutare anche magari delle famiglie del territorio. Poi ovviamente il parco e comunque per l'evento che organizziamo siamo molto attenti anche a quella che è l'accessibilità. Fortunatamente il parco di Mussolente è già di suo strutturato e accessibile a tutti, quindi abbiamo trovato proprio un posto fantastico per svolgere l'evento. E siamo molto attenti anche, diciamo, a quelli che sono i volontari, perché di fatto sono il cuore pulsante dell'evento, che senza di loro sarebbe impossibile organizzare praticamente niente al giorno d'oggi. Quindi un grazie va anche a tutti i volontari che ci daranno una mano sia prima che durante il festival. E poi c'è tutta la parte artistica, che vorrei un attimo lasciare lo spazio a Walter, che farà una piccola introduzione, diciamo, degli artisti di quest'anno. Quindi invito Walter Biasin, in nome d'arte, diciamo, Walterino, a venire qui sul palco. Ciao a tutti. Quest'anno abbiamo cercato di, sia io che Ali, che è l'altro coordinatore artistico, non sono abituato a parlare, di solito suono e basta, quindi vi faccio ballare di solito, di trovare degli ospiti, degli artisti che accontentassero un po' tutti, dalle famiglie ai giovani, a quelli un po' meno giovani, in modo da riuscire a fare 4 giorni belli e avendo sempre quel focus di donare, della beneficenza. Quindi siamo riusciti quest'anno ad upgradare con degli ospiti un po' meno rispetto all'anno scorso di nomi, ma più focalizzati e più importanti.
partiamo con il giovedì, posso spoilerare? Sì. Partiamo con il giovedì con dei DJ, diciamo, di musica house commerciale, quindi una serata un po' più mirata alla disco, mentre il venerdì abbiamo un bel format che è 90 Wonderland più vari altri artisti. Il sabato un po' più verso i giovani, quindi con reggaeton, hip hop, trap e format vari. E la domenica abbiamo quest'anno l'onore di aver beccato Albertino di Radio DJ da M2O, che sappiamo benissimo che anche Radio DJ appoggia molto il discorso di Dynamo Camp, e dei guest a sorpresa che annunceremo più avanti, ovviamente. Quindi abbiamo questi 4 giorni che racchiudono tutto un insieme musicale variegato per accontentare un po' tutti. Diciamo che è stato questo il focus che abbiamo cercato io e Ali, un po' meno nomi, ma un po' più improntati e più importanti per quanto riguarda il divertimento sia dei giovani che quelli meno giovani. Va bene? Ok? Grazie a voi, grazie a tutti e vi aspetto in pista. Ok? Ora che abbiamo fatto, diciamo, la panoramica del festival, è bene un attimo focalizzarci anche sul fatto che Anguana come associazione non è solo l'organizzatrice del festival, ma è attiva anche nel territorio. Infatti nella serata del 28 maggio è stata fatta una serata informativa al Polo Culturale Giampaolo Negri di Mussolente, nella quale varie associazioni e varie realtà del territorio hanno preso la parola e hanno diffuso, diciamo, la loro iniziativa e tutto quello che seguono, un po' sempre riguardante all'aspetto sociale e del volontariato. C'erano molte associazioni presenti, ovviamente Dynamo Camp, l'associazione Farcela, Caleido, Cooperativa Sociale San Francesco, Il Colore Viola e Acquerò. Quindi siamo attenti anche a questi aspetti, che crediamo che comunque sia un punto fermo anche per la comunità del territorio stessa, e quindi ci stiamo anno a anno che passa sempre sviluppando sempre di più e quindi migliorando anche sotto questo aspetto. Bene, passiamo ai ringraziamenti. Ovviamente i ringraziamenti ai nostri sponsor, che anche senza di loro non si potrebbe fare nulla. Un ringraziamento speciale va ai sponsor principali: Meneghini Associati, Scalcauto, Watshouse, Zilio Group, Scalcauto e insieme con Dace, diciamo, e M3, e poi tutti gli sponsor minori che anche loro, insomma, hanno contribuito per rendere questo progetto un qualcosa di speciale e permetterci di portare a termine quello che è l'evento, che è da, insomma, quasi un anno che stiamo organizzando. Bene, passiamo agli interventi, diciamo, alle domande. Lascio la parola alla sindaca di Mussolente, la dottoressa Elena Bontorin. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io cerco di essere breve, ma di dimostrare quanto sono entusiasta e orgogliosa di questa iniziativa, perché credo che Anguana Charity Music Festival abbia capito come un piccolo comune possa anche parlare a un'intera regione, che ringrazio per il forte sostegno, perché siamo riusciti ad unire musica, divertimento, giovani con volontariato, associazioni, solidarietà, ed è una cosa importante. Contenta anche che, come l'ha già detto Filippo, il festival si terrà al Parco della Vittoria, un parco che per noi è importantissimo e sul quale stiamo investendo tantissimo. Un anno fa abbiamo inaugurato il rinnovato parco giochi inclusivo, grazie anche a un contributo della Regione Veneto. Quest'anno, da nemmeno un mese, abbiamo inaugurato il nuovo campo polivalente, proprio a simbolo di un'area grande, ma che vogliamo che venga sfruttata dalla comunità al meglio, e penso che Anguana su questo ne darà la prova. Siamo, diciamo, alla terza edizione, ma io sono convinta che quest'anno sarà l'edizione top, perché vedo i ragazzi pronti, motivati, vedo un'organizzazione davvero ottimale e che non si trova in tutte le attività similari a questa. E la cosa importante è che siamo riusciti a convincere i giovani a fare del bene, a divertirsi in un contesto sano,
adeguato, ma anche, senza accorgersene, anche di fare solidarietà. Quindi davvero grazie mille a tutti i ragazzi, che ora ne avete visti solo un paio, però davvero sono tanti i ragazzi che si stanno dando da fare in questi mesi, a chi sta sostenendo l'iniziativa, quindi a tutti gli sponsor, che senza di loro davvero non saremmo capaci di essere qui e di fare questi 4 giorni di musica e di solidarietà, ma anche ai tanti artisti che verranno, perché non so se si è capito, ma artisti che vengono a donarsi gratuitamente per il nostro territorio, per valorizzare il nostro territorio, per fare del bene. Quindi davvero grazie mille a tutti e viva Dinamo Camp, che è una realtà che sì, ce l'abbiamo lontana, forse a Mussolente, ma che con questo festival quasi è diventato un gemellaggio tra di noi. Grazie mille e buona giornata a tutti. Invito anche la dottoressa Sabino Veronica per l'azienda ULSS 7 Pedemontana. Buongiorno a tutti, vi porto ovviamente i saluti del direttore generale della AL 7 Pedemontana, dottor Giovanni Carretta, che oggi non è potuto venire, ma ci teneva particolarmente a portare il sostegno di tutta l'ASL in questo evento, in cui l'arte la fa da padrona, e cosa meglio è dell'arte se non la musica, come dicevo l'altra volta, qualcosa che eleva le persone e ci migliora tutti. E ringrazio la Regione, la consigliera, il sindaco, perché questa è una sinergia che mostra come le istituzioni insieme al volontariato crea un evento migliorativo per il territorio. In questo momento la parola territorio è anche abbastanza gettonata e importante, e quindi in modo particolare in questo caso l'arte e il territorio si uniscono proprio come un volano che migliora e genera benessere e salute. Perché un'azienda sanitaria grande come l'AL 7 non è soltanto ospedale e territorio, ma deve essere generatrice di benessere e salute. E quindi ringrazia il comitato organizzatore e il comune di Mussolente per questo evento, che occupa anche tantissimi volontari che lavorano da settimane dietro. In modo particolare, io essendo un medico geriatra, la cosa che mi è piaciuto di più è che questo evento accomunerà le varie fasce di generazione, dai più piccoli agli adulti e anche ai nostri nonni, essendo io un medico che cura i nonni. E non c'è niente di meglio che educare le nuove generazioni anche al rispetto dei nostri nonni tramite proprio la musica. E quindi un grandissimo in bocca al lupo, un ringraziamento dalla parte della 7 e del nostro direttore generale, e grazie ancora per l'invito. Arrivederci. Bene, e allora ci vediamo in pista dal 9 al 12. Buona giornata.